Vi parliamo della filiera del bosco del legno energia che si sta strutturando sempre di più anche grazie alla quantità di legname di scarto prodotto dalla tempesta Vaia. Siamo andati a visitare il piazzale di smistamento del legno a Sospirolo nel Bellunese, da dove partono i carichi di cippato per le caldaie a biomassa. Ce ne parla Lucia Zorzi. Andremo a fare l'esbosco di piante resinose principalmente, dove trarremo il materiale da imballo, che sono i tronchi quelli più sani, trarremo del cippato vergine bianco, cippato buono, e come terza scelta facciamo del cippato di seconda scelta, insomma. Una valorizzazione del patrimonio boschivo con ricadute anche sull'economia locale. La materia prima viene presa localmente e viene utilizzata localmente, quindi con un doppio se non un triplo guadagno di carattere economico, diretto ed indiretto. Il legno di scarto viene portato a Sospirolo e lì trasformato in cippato, la nuova frontiera dei biocombustibili per servire caldaie medio-grandi. Dopo che c'è stato Vaia, adesso arriva il bostrico e abbiamo tantissimo legname ancora a terra e speriamo che la regione metta qualche contributo per tirarlo fuori, perché finché c'è il tronco da segheria si riesce a tirarlo fuori. Se c'è solo il tronco acippato ce lo portano qui a 4 euro al quintale. Il piazzale di raccolta nel Bellunese serve gli impianti a biomassa di Luxottica, la casa di riposo di Valdobbiadene e i comuni di Sovramonte, Alleghe, Rocca Pietore e Seren del Grappa, che riscalda con il cippato la sede del municipio, le scuole e il centro servizi. Soprattutto in questo momento in cui ci sono questi rincari così forti, avere una bolletta creata, diciamo, dall'energia legno ci darà una mano nel non avere aumenti di spesa sproporzionati. Dico anche che non è soltanto una questione economica, è anche una questione di valorizzare un patrimonio boschivo così importante nel territorio di Saremo e di tutta la provincia di Belluno, che oggi è sottoutilizzato. Per fare 1 megawatt termico di energia termica ci vuole 1,5 metri di cippato, che noi lo vendiamo a 27 euro al metro cubo. E diversamente, se lo fanno lo stesso megawatt termico con il gasolio, ci vogliono 130 litri di gasolio. Anche alcuni privati hanno chiesto di collegarsi alle caldaie a biomasse in funzione per edifici pubblici, utilizzando i tubi esistenti del riscaldamento. Impianti centralizzati, e per quanto riguarda i privati non c'è neanche il bisogno di una caldaia, ma arrivano direttamente i tubi. I tubi di acqua calda è a 85-90 gradi e c'è un contacalorie e loro pagano le calorie che consumano. E hanno un beneficio di un credito di imposta di 22 euro da detrarre già subito in fattura. Sulle emissioni, cosa mi può dire? Come emissioni siamo 50 volte sotto il limite di legge fra impianti e cippato buono. Un futuro, quello dei combustibili a biomassa, che sembra roseo. Utile mettere in rete le 300 imprese forestali professionali operanti in Veneto. Esiste già un portale per la compravendita del legname in regione. L'obiettivo è fornire un servizio per quanto riguarda i proprietari pubblici e quindi comuni, regole e anche proprietari singoli privati nel vendere meglio e esibire meglio i lotti di vendita del legname.